Penso che questo significhi un po' un'attenuazione delle norme, delle misure in vigore, perché negli ultimi tempi noi assistiamo a un calo di decessi, di casi, di positività e quindi penso che l'emergenza sociale da pandemia possa ritenersi conclusa e possiamo concentrarci su alcune categorie di pazienti fragili, quindi limitando le misure, ma penso che valga la pena mantenere ancora un po' di prudenza. Prudenza, la parola che viene più usata dai vertici della sanità veneta in tema di mascherine. Il presidente della regione Luca Zaia, pur dichiarandosi soddisfatto per l'allentamento delle restrizioni da parte del Ministero, ha emanato una circolare regionale che prolunga l'utilizzo delle mascherine anche fuori dai reparti nelle strutture ospedaliere per un altro mese fino alla fine di maggio. Per quanto riguarda gli studi dei medici di base e dei pediatri, per quanto sia una libera scelta dei medici, l'utilizzo è fortemente raccomandato. L'ordinanza prevede un'opzione di scelta da parte del singolo medico, anche tenendo conto della particolare struttura che può avere il suo ambulatorio. Comunque, quanto prima, adesso ci sentiremo assolutamente le associazioni di categoria, sia dei medici di medicina generale che dei pediatri di libera scelta, per vedere quali sono gli orientamenti e se possono essere necessari dei supporti.